Ieri qui è piovuto, in questo momento le foglie sono umide, però il Veneto è la prima regione vitivinicola italiana, dobbiamo sapere quindi qual è lo stato del vigneto veneto. Veneto Agricoltura tutti gli anni, ormai da molti anni, propone il trittico vitivinicolo, ovvero il punto, lo stato del vigneto veneto. Oggi qui al CIRVE dell'Università di Padova a Conegliano, poi insieme con l'ARPAV, con il CREA e con altre realtà, Veneto Agricoltura propone appunto il primo incontro che è sullo stato del vigneto veneto. Vediamo. Trittico vitivinicolo, una proposta ormai tradizionale e importante. Siamo a Conegliano, al CIRVE, sicuramente molto importante la giornata di oggi perché è il primo dei 3 appuntamenti del trittico vitivinicolo ed è il momento nel quale facciamo il punto della situazione fitosanitaria dei nostri vigneti nel Veneto, quindi cerchiamo di avere una prima informazione su quella che potrà essere l'annata. I primi dati sono sicuramente molto confortanti, almeno se paragonati rispetto a quelli di 12 mesi fa, quando con le gelate stavamo soffrendo molto in questo periodo. Oggi il rapporto che c'è tra il clima, l'acqua, la temperatura sembra dare delle prospettive molto interessanti per il vigneto di quest'anno. Ma qual è il senso di questa proposta del trittico vitivinicolo? Il senso di questa iniziativa è quello di dare un supporto ed una visione a 360 gradi di come sta andando la viticoltura in questa prima parte dell'anno. È ovvio che questo è il momento fondamentale perché da qua poi nascono le caratteristiche del vino e le quantità del vino della prossima vendemmia, quindi è importante per i produttori, per i tecnici capire come si sta muovendo e quali potrebbero essere le prospettive. Qual è lo stato del vigneto veneto ad oggi? Dai dati che abbiamo raccolto in giro per la regione abbiamo visto che quest'anno si presenta un'annata davvero molto interessante, eccezionale dal punto di vista produttivo e sinora anche qualitativo, perché abbiamo visto che ci sono degli incrementi produttivi ragguardevoli, notevoli su tutta la regione per le principali varietà che sono coltivate nel Veneto e è stato visto come probabilmente ci sarà un anticipo anche nella data di vendemmia rispetto allo scorso anno. Questo anticipo avviene sicuramente grazie alle temperature, al clima che è stato favorevole, quindi temperature che sono ottimali, pioggia in abbondanza durante il periodo in cui la pianta aveva un rapido accrescimento, quindi alla fine avremo un quadro sicuramente molto positivo, molto importante del vigneto veneto. Può dirci qualche percentuale, quindi 15-20% in più dell'anno scorso? In media io direi che siamo su valori che superano in media 15-20% di sicuro. Abbiamo visto delle varietà che superano anche questo valore del 20%, in alcuni casi 30%, in altri meno. Comunque siamo su una media di un 15% abbondanti in più rispetto allo scorso anno. Meglio i bianchi o i rossi? Direi i rossi. Direttore, allora il CREA collabora da tanti anni con Veneto Agricoltura per questo trittico vitivinicolo, quindi la ricerca si mette insieme per dare una vera mano al mondo produttivo. Sì, abbiamo un grandissimo vantaggio qui in Veneto perché abbiamo 2 forti università tipo Padova e Verona che sono molto impegnate in questo settore. Abbiamo il CREA che è lo step successivo che si avvicina verso il trasferimento tecnologico al mondo produttivo e abbiamo Veneto Agricoltura che è il passaggio subito prima dell'arrivo al produttore, per cui abbiamo tutta la filiera della ricerca di base, della conoscenza di base tramite il trasferimento tecnologico verso Veneto Agricoltura per poter dare una risposta al mondo produttivo. È una situazione unica in Italia e sarebbe un delitto non sfruttarla in un momento anche florido come questo. Lei di formazione è un genetista e quindi porterà sicuramente al CREA e alla sua realtà questa sua particolare predisposizione. Ecco, qual è il futuro da questo punto di vista per la viticoltura? Noi come CREA, ma in generale a livello ministeriale, puntiamo molto sul creare nuovi genotipi con resistenze genetiche intrinseche attraverso varie metodologie. Insieme a Veneto Agricoltura ci pregiamo di poter fare dei campi collezione, dei campi pilota per poter testare anche quanto è stato prodotto in precedenza dagli altri istituti e dagli altri enti e per un prossimo futuro ovviamente la viticoltura
italiana, ma anche mondiale in generale, andrà sempre più verso i vitini resistenti. Quindi anche come Crea noi ci stiamo impegnando da alcuni anni e implementeremo ulteriormente questo aspetto nella produzione di nuovi vitini resistenti. Ancora il trittico vitivinicolo, si va verso una vendemmia, ma quanto è importante la viticoltura per il Veneto? Oggi è Sant'Antonio di Padova e facciamo il punto qui a Conegliano del mondo vitivinicolo in un anno che comunque da come è partito ha dei presupposti ottimi sia per quanto riguarda appunto i fattori climatici sia per quanto riguarda la produzione di uve che probabilmente avremo in estate, quindi sicuramente fare il punto con i consorzi, col mondo agricolo, con l'università, il Crea e naturalmente tutti i tecnici che sono stati invitati qui oggi, qui appunto nel luogo dove appunto si fa enologia, è una situazione naturalmente importante, una situazione che darà sicuramente degli spunti a tutto questo sistema. Per il Veneto, che noi siamo i primi produttori italiani, abbiamo 100.000 ettari di vigneto, abbiamo 2 miliardi di export, siamo la quarta nazione per export di vino, quindi sicuramente avere, grazie a Veneto Agricoltura, questi focus, diamo grandissime informazioni al sistema e quindi anche lo guidiamo per le scelte future. Ritenete importanti questo tipo di proposte, di incontri del trittico vitivinicolo? Assolutamente sì, sono occasioni nelle quali il sistema produttivo ha occasione di misurarsi con il mondo della ricerca, assorbire le informazioni che gli vengono trasmesse, le novità e gli approfondimenti. È un'occasione davvero importante. Io credo che sia estremamente importante unire la ricerca, in molti casi pubblica, con le attività private. Se non c'è un punto di incontro tra questi due mondi corriamo il rischio di lavorare in maniera divisa e per comparti stagni. I viticoltori hanno necessità di conoscere, di basare la propria attività sulla conoscenza, su dei numeri, su delle valutazioni, su dei modelli che siano ben definiti e credo che Crea, Veneto Agricoltura, tutti gli istituti di ricerca pubblica che danno questo servizio, che mettono insieme la conoscenza e la ricerca con l'attività operativa, danno sicuramente un servizio al mondo del Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Superiore.